La nostra storia comincia con una tempesta. Tempesta generata dalla furia degli dei. Un uomo su una piccola zattera lotta per sopravvivere, consapevole della propria impotenza. Il dio del mare desidera vendicarsi di quest'uomo e tramortito l'eroe viene spinto dalla furia dell'acqua su una costa rocciosa e deve raccogliere tutto quello che gli resta delle sue forze per evitare di sfracellarsi sugli scogli. Alla fine riesce a raggiungere la foce di un fiumicelo e sfinito si addormenta. Sull'isola una principessa, la graziosa figlia di uno dei 13 re, scende verso la spiaggia con le sue ancelle. Il rumore dei loro passi sveglia l'uomo. Chiunque sia, pensa velocemente, è meglio farsi vedere, così l'uomo si fa avanti mostrandosi. Spaventate dalla vista di quello straniero, le fanciulle fuggono. Anche la principessa resta sorpresa, ma non fugge. Chi sei? Chiede lo straniero. Che ci fai qui? Non sai che il mio popolo non ama i forestieri? L'uomo, ammaliato dalla bellezza di quella fanciulla, risponde: sembri una dea, e sviene. Allora la principessa manda a chiamare un carro e senza pensarci un attimo decide di portare l'uomo nella sua reggia. L'uomo, al suo risveglio, si ritrova all'interno del castello, dove viene ricevuto con cortesia e generosità dai suoi ospiti. Tuttavia non rivela il proprio nome. Inchinandosi solennemente ringrazia il sovrano dell'isola, ammirando la ricchezza e la prosperità della terra. Con voce ferma racconta come la tempesta scatenata dagli dei abbiano fatto affondare la sua zattera e come egli desideri dopo tanti anni ritornare nella sua casa. Il re, commosso, si alza in piedi e promette di dare a questo viaggiatore smarrito una nave per riportarlo nella patria. Per quanto lontana possa essere la tua patria e avventurosa l'impresa per riportarti a casa, dichiara il re, i miei uomini lo faranno senza paura e non si lasceranno intimidire perché hanno cuore fermo e conoscenza del mare. La sera al palazzo si tiene una festa in onore dello straniero. Durante la cena tutti, senza parlare, tutti ascoltano l'aedo cieco, Demodoco, il quale racconta storie di guerra e di grandi imprese. Ascoltandolo mentre ricorda le saghe degli eroi, l'uomo non riesce a nascondere la propria emozione, il proprio dolore. Appoggiando una mano davanti alla bocca cerca di contenere un grido improvviso. Demodoco, ignaro della sua inquietudine, prosegue a raccontare l'epopea dei popoli del mondo. Nel silenzio della sala, racconta Demodoco, erano 33 i capi, stavano seduti su sedili di pietra nel chiuso di Urachi. Erano 33 i capi allora, il loro sguardo rivolto verso il mare. Elizia, la madre dea, figlia di Gerione, fratello di Atlante, stava davanti a loro per raccontare la sua storia. Cieca raccontò la sua visione con voce ispirata, dicendo: 27 sono le genti che sono apparse nel sogno, assieme ai segni del cielo. Molte cose sono cambiate, molte cose cambieranno ancora. Molti popoli hanno ansia di conquista, la terra ha parlato, gli dei hanno parlato. Elizia era priva di vista, come cantori e aedi, indovini necromanti e la non vedendo guardavano i meandri del tempo, osservando segni, messaggi nascosti.
33 capi stavano seduti, sguardo verso il mare. I loro occhi palesavano fretta di sapere, ma Elizia si prese il suo tempo e disse: il cielo è rosso, il sole è nero, il ghiaccio ha allungato il suo abbraccio, il mare è cresciuto, gli animali si allontanano. Un silenzioso richiamo li fa fuggire dalle tane, dalle loro abitudini. I popoli che hanno visto il cielo sparire il sole annerirsi, chi sono Elizia? Da dove vengono? Chiese Urachi, il capo, il giudice dei capi. Questi popoli vengono da nord, Urachi, da est, da sud, con tante navi da nascondere nel mare. Hanno dentro l'ansia e l'odio di chi abbandona la propria casa contro voglia. Sono noti e ignoti nello stesso tempo e presto saranno qui. Con che intenzioni? Chiese il giudice. Il sangue, legami di sangue, antichi patti, parentele mai dimenticate, parlano 1000 lingue che hanno stessa madre ma differente padre. Che cosa vogliono? Elizia. Vogliono respiro, compagnia, profezia. Elizia cadde a terra esausta. Ad un suo cenno un giovane cominciò a suonare una melodia che fuoriusciva da 3 canne e composta da 3 suoni contemporanei. E i 33 capi, prendendosi per mano, formarono un anello e si misero a danzare in cerchio. Elizia allora lanciò un grido improvviso e il ballo circolare si fermò. I 33 avanzarono rapidamente verso di lei. La donna appoggiò le mani sul viso, esausta, sofferente, impaurita. Demodocco, in quel momento, ferma la narrazione per un attimo. Prende fiato con la mano, indica lo straniero che gli sta davanti. Nonostante sia cieco, Demodocco sembra vederlo. Dice: «Oh uomo, sappi che nessun indovino desidera la profezia. Quando spunta improvvisa e dolorosa e strazia il cuore. Nessun indovino ama l'arte divinatoria, poiché a causa delle sue profezie viene spesso deriso, mai creduto veramente. Egli racconta possibili verità, molte volte scomode. Nonostante ciò parla senza potersi ribellare, poiché il vaticinio è una costrizione per lui. E quando giunge, egli grida, rigurgita ciò che ha scorto nel sogno, ma non può tacere. Ascolta, uomo, dunque la mia storia, che così continua. E dice Demodocco. Elizia chiude gli occhi, quasi se non volesse vedere lei cieca al destino che era stata chiamata a profetare. «Parla!» le gridò Urachi tenendola per i polsi. «Ho visto troppe cose, giudice, non posso riportarle tutto. Solo vi annuncio che fin da adesso, presto ogni cosa cambierà. Grandi regni spariranno, numerose città verranno distrutte, soggiogate, un mare di popoli si riverserà lungo le coste e il rosso sangue, il sangue dei morti, tanti che verrà il vomito solo a vederli, tingerà ogni regione. La nostra isola è forte, nessuno ci attaccherà, anzi i nostri militi combatteranno uniti, le nostre navi solcheranno il mare assieme alle loro. Noi abbiamo spade potenti, Urachi, navi invincibili e soprattutto una grande reputazione. Dimmi, Elizia, allora, dobbiamo allearci con questi popoli?» «Urachi, questi popoli sono nostri congiunti, parlano la nostra stessa lingua, ballano la nostra musica, hanno armi simili alle nostre. Ma siamo noi più forti, Elizia. Sì, noi siamo invincibili. E come faremo a sapere quando questo avverrà? Sta avvenendo, Urachi. Già il mare si riempie di popoli che attendono un segnale per cominciare l'avventura. Chi darà il segnale? Elizia. Saremo noi. Ascoltate! Ascoltate! Gridò ai 33 capi Elizia, solenne e misteriosa. «Ascolta, uomo», dice in un sussurro Demodocco al suo ospite. Elizia quella mattina raccontò molte cose perché molti erano stati i sogni. Per questo penso che cominciare con la storia delle storie sarebbe stato appropriato. «Ascoltate», disse Elizia, «questa è la nostra storia. Ci è stato ordinato di non obliarla, ma noi non l'abbiamo dimenticata. Ascoltate, 33 re pastori, ogni parola è un simbolo, ogni simbolo un messaggio, ogni messaggio una profezia, e la profezia è misteriosa.
come tale parola piena di significati che vanno oltre la parola stessa. E questa storia dice: Mamai era una madre senza storia, raccoglieva e dormiva senza consapevolezza. Il suo compagno, come lei parlava con un suo primo sonnenti, ma non riusciva a decifrare il linguaggio del creatore, che restava oscuro per lui. Egli aveva occhi solo per la caccia e mani per trasformare in armi oggetti. Mamai non aveva speranza, perché per avere speranza è necessario avere la conoscenza. Allora i gentiles, pastori della terra, ebbero compassione dei due e insegnarono loro ad addomesticare la natura. Spiegarono loro i gentiles: siate innamorati della terra, se imparerete questo otterrete un segreto ancora più grande. E allora Ich e Mamai si impegnarono e la terra rispose al richiamo del loro lavoro. Il sole e la luna si alternarono più volte. Poi successe qualcosa. Successe che la superficie del mondo si scostò per far crescere ramoscelli di giovane grano. E la cosa stupì Ich, che disse a Mamai: vedi, queste spighe salgono verso l'alto, verso Eusubimusonedi, salgono verso il cielo. Mamai scosse il capo. No, vengono verso di noi, sono il nostro frutto. Allora i gentiles tornarono con una nuova rivelazione. Dissero: il grano e la vigna daranno frutto grazie al vostro lavoro, diventando pane e vino. Il pane per il cibo e il vino per la solennità e per i dei. Farete due feste, una per la semina e una per la raccolta, e nella festa il vino sia prima per gli dei e poi per far onore agli dei. Poi formerete un anello per danzare in tondo. Questa sarà la festa e sarà sacra, perché il ballo tondo è lo stesso che fece Eusubimusonedi quando creò l'universo. I due annuirono e allora altri soli tramontarono. Poi i gentiles tornarono con un altro segreto: case di pietra che erigerete annotando le stelle, case numerose come le stelle, perché sarete numerosi come le stelle, la terra sia dunque come il cielo. Ospitate all'interno della nuova casa di sasso, Ich per la prima volta vide che Mamai era bella. Allora i gentiles tornarono: adesso Mamai ti confideremo l'ultimo segreto. Da oggi tu sarai come la terra, madre e dea. Mamai non capiva, ma il tempo era cambiato per lei, perché il suo ventre si gonfiò lentamente. Senza saperlo, ella fabbricava la vita. Non comprendeva come questo potesse accadere, ma succedeva, e succedeva assieme alla luna, succedeva assieme al sole. Il tempo dava la vita e Mamai comprese il segreto. La vita è un pozzo sacro, un ballo tondo, la vita è festa, la vita è frutto, la vita è terra. E quando le doglie la colsero, chiuse gli occhi. Non avrebbe mai immaginato un dolore così grande. E le Gianas, da sempre amiche di Mamai, corsero per farle compagnia. Adagiata sul grande masso, Mamai sudava e piangeva, perché il dolore era come una sgradita sorpresa, come un morso, come un cattivo sogno. Allora le Gianas si presero per mano e formarono un cerchio attorno a lei. Chiudendo gli occhi si misero a danzare e Mamai le guardò. Le lacrime le offuscavano gli occhi, il suo sguardo chiedeva aiuto. Sajjana Maestra allora si distaccò dal ballo, avvicinandosi alla donna per carezzarle il volto, e le disse: io non posso aiutarti, madre, ma sappi che il dolore è vita, ogni cosa muore e rinasce. Poi raccolse una sua lacrima con un dito e disse: noi non dimenticheremo mai questo giorno, questa lacrima sarà per noi la stella del mattino. Le Gianas continuarono a danzare, la notte era luminosa, la luna piena e guardava verso la terra. Mamai, come in un sogno, partorì il suo primo figlio. Era un maschio, come Ich. Una corda bianca lo legava ancora a lei. La Giana la recise, la creatura pianse. Questa è la vita, Mamai. Ora sei madre e dea, perché come Eusubimusonedi hai partorito, perché come Eusubimucantendi con il pianto hai cantato. Demodocco osserva con gli occhi della mente ciò che racconta e sembra che percepisca per davvero le 27 figure che in poco tempo furono lavorate sulla pietra e che ora guardavano il mare. L'uomo
come del resto tutti i presenti, ascolta rapito il racconto dell'aereo chiudendo gli occhi. Anche lui vede con gli occhi della mente. Dice Demodoco: Erizia non riferì tutto ciò che aveva visto. Senza spiegare ciò che faceva, fece giungere artigiani da ogni parte dell'isola e, radunateli nel chiuso di Urachi, spiegò cosa desiderava da loro. Prima che cominciassero li mise in guardia e disse Erizia agli artigiani: lasciate che l'arcano rimanga nella pietra lavorata, la vostra abilità non trasformi ma scopra, lasciatevi guidare dal mistero della pietra. Detto questo, si addormentò. Come un bruco entrò in letargo. Per mesi questi artigiani lavorarono mentre Erizia dormiva. Poi la pietra fece il suo lavoro di pietra. Attraverso la mano degli operai manifestò la propria anima e in poco tempo sorsero 27 grandi statue, 27 giganti di pietra, belli come guerrieri, forti come tori, lo sguardo incantato, la bocca una ferita, i colpi atletici. E una volta sistemate in posizione, disposte secondo il criterio del sogno, le sculture vennero presentate ai 33 capi e questi, convocati dall'Araldo, seduti sui loro seggi di pietra all'interno del chiuso di Urachi, ammirarono compiaciuti le sculture. Emozionati vollero dare un premio agli artigiani, ma questi non lo accettarono. Dissero ai 33 capi: noi non meritiamo questo premio, le nostre mani sono state guidate dalla pietra stessa. Allora i capi si alzarono in piedi solenni per abbracciare quella moltitudine di uomini, poi cominciarono una danza attorno ai giganti, prendendosi per mano. Fu allora che Erizia aprì gli occhi. Sei sveglia? Chiese il giudice aiutandola a sollevarsi. Ero in letargo, non dormivo, disse guardandola negli occhi. Sei un mistero per noi, Erizia. Il mistero non sono io, Urachi, ma gli dei e i loro disegni. Detto ciò, Erizia ricominciò a scrutare indietro le strade che aveva percorso nel sogno. Allora i 33 si sedettero sulle sedie di pietra. Ho visto molte cose, uomini, disse. Ho raccolto segni lungo il tragitto del sogno ed ora sono qui, sono tornata. Raccontaci di questi 27 giganti, donna, ordinò il giudice. Con cantos e con ballo sul mondo arrivato, sul mondo la gente in suo sonno e avevo sta vidando now cantendi e battenti, cantendi e battenti. I capi di 33 villaggi, queste sculture raccolgono storie e messaggi, rappresentano sintesi, libro e storia, sono state poste di fronte al mare perché verso il mare è protesa la loro forza. Nelle statue si nascondono le verità, raccontano il presente, il passato e il futuro, ciò che è stato e ciò che sarà, ciò che sarebbe potuto essere, ciò che potrebbe essere. La loro vita incute rispetto, sbigottimento. Sono 27 come le genti che si preparano la pugna. Nel sogno ho visto tra loro corridori, arcieri, pugili, guerrieri, capi. Queste opere di pietra nella testa e sul corpo hanno segni che sanno raccontare. Esaminate gli occhi delle statue. Guardano il mare, sono il marchio del vortice, perché dal vortice è scaturito, spinto dal sogno, e il suo primo sonnenfi. Dal vortice egli ha creato Sosfrades, assieme hanno cantato e danzato, e da quel vortice 1000 pimpinidus, 1000 frammenti di canto hanno invaso lo spazio, da quei frammenti il tempo e il canto a tenore, e per questo motivo che Eus primo sonnenti mutò il suo nome in Eus primo cantenti. Il canto era stata la sua creazione e ogni sua nota cantata era pura armonia. Per questo gli occhi dei giganti hanno un vortice, perché è col canto e col ballo che egli creò l'universo. Raccontaci del sogno, Eo. Raccontaci del sogno, Erizia.
Eo aveva fantasticato nella bolla del sogno un cosmo pullulante di vita, un canto che dava vita e tempo alla vita, perché la vita senza il tempo è nulla, come pure il canto. Felice per questo suo desiderio, egli aprì gli occhi all'improvviso, ma la sorpresa fu grande perché la materia era assente. Allora compresa che era necessario farsi aiutare, così partorì dal suo canto Suentus, Asalas e Zuri, sos frades, e cominciarono a cantare e si presero per mano e ballarono in tondo. E il canto originato all'interno del ballo si innalzò, frantumandosi in 1000 frammenti e mischiandosi con la stessa materia generata, ma avvenne che Zuri, mentula marigosa, faccia di serpente, volle cantare la sua melodia, contrapponendola a quella del suo creatore. Eoso non si scompose, anzi neppure se ne accorse, perché sul canto di Zuri, mentula marigosa, generò un altro canto che trasformò il canto in un bordone, e questo avvenne più volte, finché Zuri si seccò arrabbiandosi, chiuse la bocca, fermò il canto. Sorpreso Eo cercò di comprendere e chiese: che succede? Rispose Zuri, mentula marigosa: succede che io non voglio più cantare con te, voglio cantare il mio canto. Tu non puoi. Qualsiasi nota tu canti, io la trasformerò in armonia. Questo è il mio sogno. Non ti accorgi che il tempo, lo spazio, la materia, tutto si muove secondo un ordine stabilito? Ma Zuri aveva uno sguardo truce. Io non posso più proseguire, disse. Ho in me una nuova forza che non è tua. Ho generato il mio cuore e questo non a te come padre. Lo vedo, disse io. Che vuoi fare, fratello mio? Esserti nemico per sempre, rispose Zuri. Detto questo, sparì. E allora cadde in ginocchio a terra. Un profondo singhiozzo lo scosse e una lacrima gli scivolò dagli occhi, una sola. Allora Suentus la prese con la punta del suo dito per mostrare oggi superbi. Intravedo nascosti in 1000 pezzi coperti da terra, distrutti. A queste parole l'uomo, giunto dalla tempesta, chiude gli occhi, sorpreso per un'emozione. Nasconde il suo viso fra le mani e dice a Demodoco: tu hai raccontato molte storie stasera, sono storie del presente, del passato, del futuro. Come è stato possibile? Demodoco, io mi sento impazzire. Io sono un aereo, uomo, e vivo per viaggiare nel sogno. Nago pescando dal pozzo del tempo. Eppure tu non hai narrato solo storie che mi riguardavano. La cosa mi sconvolge. Mentre narravi io sono stato catturato dalla tua storia e ho rivisto amici e nemici, mi sono visto io stesso, ho sentito dentro me grida, furore, dolore, tristezza, come se questo fosse verità. Il sogno è verità. Tuttavia non tutto ciò che si sogna diventa verità. Tu stesso ora stai sognando. Impari un sospirare, spalle e